Mi chiamo Alessia, ho 35 anni. Mi sono innamorata giovanissima. Lui era amorevole, premuroso, rassicurante, protettivo. Piano piano le cose diventano difficili, sempre più difficili. Le parole diventano pesanti, diventano schiaffi, diventano umiliazione e controllo. Ogni giorno mi manca il respiro. Ogni giorno spero che qualcosa cambi, che la paura non mi paralizzi, che ci sia una via d'uscita. E ogni giorno spero che qualcuno mi veda. Mi chiamo Anna, ho 41 anni. Sono passati 10 anni dal giorno in cui ho deciso di riprendere in mano la mia vita. Sono stata maltrattata per tanti giorni. Tanti. Troppi. Oggi sono qui a dirvi che è finita. Che tutto appartiene al passato. Ma a volte di notte, quando sogno, penso a me quando avevo paura di chiedere aiuto, quando pensavo di essere trasparente, quando ero convinta che nessuno mi vedesse, che nessuno mi credesse. E avevo paura di essere giudicata. E avevo paura. Sempre paura. Tanta paura. Quando tu finisci le parole, sto qui. Sto qui, forse a te ne servono 2 sole. Sto qui, quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Lo so io, che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti sente, ma io sì. Chi si ama lo sa, serve incanto e realtà. A volte basta quello che c'è, la vita davanti a sé. Non lo so io, che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti vede, ma io sì. Nessuno ci crede, ma io sì.